Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci arrivati ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Questa settimana tiene banco Sanremo, meno del solito, infatti gli ascolti non sono stati così brillanti pur restando consistenti, si parla di circa 3 milioni di spettatori in meno rispetto all'anno scorso, ma con un leggero rialzo nella serata di ieri. Questo significa che probabilmente nelle prime 2 serate del festival, martedì e mercoledì, è risultato decisivo la coincidenza con le partite di calcio. E questo è una notizia perché è praticamente l'unico successo che il calcio italiano può forse vantare in questo periodo piuttosto triste per le nostre squadre e per la nostra nazionale. Ma veniamo a Sanremo, che non è la nazionale della canzone italiana, giacché non sono certo i migliori artisti italiani quelli che vediamo sul palco, con qualche eccezione ovviamente. Vediamo quello che è un pezzo del mercato, quel pezzo che l'industria ritiene sia opportuno promuovere. Ovviamente Sanremo è un mezzo di promozione eccezionale. Ma noi vogliamo attirare l'attenzione su un'altra cosa, su un dettaglio che poi non è tanto un dettaglio, ovvero sulle parole e sulle canzoni, sui testi delle canzoni sanremesi. Canzoni che si direbbero scritte per un pubblico dall'età media prescolare, cioè non più di 5 anni. I temi sono quelli: la mamma onnipresente, le bambole, le parolacce, i capricci, insomma tutto quello che tutto il mondo di un bambino in età prescolare. Ma la cosa veramente che risulta veramente incredibile leggendo i testi delle canzoni di Sanremo è che per partorire delle canzoni che sono imbarazzanti sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista del testo, si sono messi al lavoro fino a 9-10 autori. Vi faccio un esempio: prendiamo per esempio, non so, la canzone di Francesco Renga, grande cantante, non se ne abbia male se lo citiamo, noi siamo dei suoi fan della prima ora, fin dai tempi dei Timoria. Francesco Renga, la canzone di Francesco Renga ha 9 autori. Accidenti. Il risultato è questo, ma a volte capita che sorride anche una lacrima. Ora, a parte i congiuntivi, vabbè, facciamo licenza poetica, licenza canora, ma cosa vuol dire sorride anche una lacrima? Ma non so, anche Sal Da Vinci, che pure si candida a un posto importante sul podio, se non addirittura alla vittoria. Ecco, Sal Da Vinci schiera 6 autori e questi 6 autori hanno partorito il seguente incipit della canzone. È cominciato tutto quanto dal principio. Ah sì? Davvero? È cominciato tutto quanto dal principio? Ma chi l'avrebbe mai detto? E poi naturalmente questi sono le due cose che sono balzate di più all'occhio, però in realtà se si leggono con attenzione i testi c'è tutta una mitragliata di metafore che non si sa bene come definire. Ve ne leggo qualcuna, per esempio ci sono certe immagini, no, che potrebbero sembrare visionarie, poi uno si chiede: ma saranno il frutto di un'ispirazione effettivamente incontenibile o semplicemente si tratta della necessità di far tornare la rima in un modo qualsiasi? Prendiamo Fulminacci, che pure è portato
è portato come uno dei cocchi della critica sanremese. Ti troverò dentro una foto sotto l'acqua mentre nuoto. Dice, troverò dentro una foto sotto l'acqua mentre nuoto. Ma cosa vuol dire? Non lo so. Poi ci sono le metafore che sono un filo usurate, ma anche qua sarà per farsi capire meglio oppure proprio è abitudine alle frasi fatte. Prendiamo ad esempio Luchè, un altro rapper che potrebbe forse non andare sul podio, ma comunque ha una base di fan piuttosto consistente. È un rapper, quindi uno che dovrebbe giocare con le parole e con grande abilità. Ecco, lui usa questa metafora. Siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota. Molto originale. Fedez e Masini, originalità 1000. Il silenzio è un rumore. Comunque anche l'Accademia della Crusca, che come sapete è l'organo, l'istituzione deputata a custodire la lingua italiana e anche a gestirne le innovazioni, ecco, l'Accademia della Crusca ha passato in rassegna i testi delle canzoni sanremesi e devo dire che non è rimasta molto convinta, neppure la Crusca. Il professor Lorenzo Coveri, che era ordinario di linguistica e aveva studiato con attenzione proprio le parole delle canzoni, ha fatto un'analisi, ve la leggo, su 30 canzoni in gara, 20 parlano di amori tormentati, finiti, dolorosi. Amori felici ne vedo pochissimi, più che altro tossici. Tante canzoni alludono alla fragilità che sta dietro un'apparente sicurezza di sé. Non ho trovato nessun testo che mi abbia fatto saltare sulla sedia per originalità. In realtà a Sanremo non domina la poesia, domina il parapoetico, che per usare una battuta alla Striscia la Notizia, parapoetico ma non lo è. È una specie in realtà di parodia involontaria di ciò che è effettivamente poetico. Dice sempre il professor Coveri, almeno 20 brani si rivolgono a un tu indefinito, cioè a una persona che non viene mai nominata per nome, di solito l'amante, un grande classico di tutta la poesia del Novecento. E ci sono tante metafore, traslati, forme figurate, alcune originali, ma molte altre banali. Ecco, sui testi si poteva fare qualcosa di più, sulle canzoni, cioè sulle melodie, sugli arrangiamenti, si poteva fare molto di più. Infatti la tipica canzone sanremese si divide in due grandi tronconi. Il primo è quello della canzone che parte piano e dà la possibilità alla cantante o al cantante di passare dal piano al forte, e il forte di solito è così forte che si riescono a intravedere nelle inquadrature televisive anche le corde vocali dell'interprete. Altre canzoni invece sono fatte per mascherare l'assenza di una voce in grado di interpretare un brano normale, e è il caso di molti rapper, e tu chiamalo se vuoi autotune, è per quello che l'autotune domina, ma dirò di più, l'autotune domina troppo poco, perché cantano talmente male che almeno l'autotune, pur essendo fastidioso, toglie un po' di quella mancata ricezione della melodia che è tipica di tanti cantanti. Tra l'altro nel rap è fondamentale la dizione, perché essendo un genere basato sul ritmo e sulla parola, se non si capisce quello che stai dicendo, la canzone ovviamente è inutile e tu non sei capace di rappare. Ecco, sarà un caso, ma molti dei rapper che abbiamo sentito, a parte che la base ritmica è inesistente, cantano
parlano su melodie tipicamente sanremesi. A parte questo, quando provano a rappare l'effetto è allucinante, perché non si capiscono le parole, andrebbero sottotitolati, ma se un rapper lo devi sottotitolare, allora o sei un grande rapper del sud degli Stati Uniti o di New York che ha uno slang particolare, allora va bene, ma è chiaro che ci saranno delle parole poco comprensibili, anche se perfettamente afferrabili all'orecchio. No, qui il caso è diverso, qua non sono afferrabili all'orecchio, qua testi che dicono ho dato la pappa al gatto non risultano comprensibili. Questo perché? Perché questi rapper non sanno rappare. Adesso ci ascoltiamo una canzone che rap non è, ovvero The Dirt We Are Buried In degli Avatar, e poi torniamo con la seconda parte. A shallow grave on the coast of
Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Siamo collegati dalla sede del giornale, che potete vedere alle mie spalle. Questa è la sala dove non solo si registrano video come questi, ma si dà lettura di solito della prima pagina. Infatti vedete che il tavolo, no, non lo vedete, ma il tavolo è coperto di prime pagine. Comunque, ovviamente non è di questo che vi volevo parlare. Stavamo parlando di Sanremo, del fatto che gli ascolti sono stati un po' così, un po' deludenti, tranne la serata di ieri. Stasera, venerdì, ci saranno le cover. Solitamente è la serata dopo la finale, è la più seguita in assoluto. Perché? Perché ci sono le canzoni belle che non sono quelle del festival, cioè i 30 cantanti interpretano le canzoni belle di altri cantanti italiani con degli ospiti. Ma vi volevo dare un dato prima di passare ad altro, cioè è un dato impressionante, perché che la dimensione dell'insuccesso di queste canzoni. Allora, rispetto all'anno scorso, il numero di streaming ottenuto dalle canzoni di questa edizione è del 33% inferiore rispetto a quello ottenuto dalle canzoni dell'anno scorso. Vuol dire che non sono piaciute queste canzoni. Poi normalmente nei giorni di Sanremo al primo posto della classifica vanno le canzoni sanremesi. Alcune diventano dei tormentoni, altre no, ma insomma di norma la curiosità fa ascoltare appunto le canzoni nuove di Sanremo. Quest'anno invece no, e in cima alla classifica c'è Harry Styles, che con Sanremo non ha niente a che vedere, niente a che fare. Bene, io direi di archiviare questa edizione di Sanremo. Abbiamo visto che le canzoni ci sono, purtroppo, e abbiamo visto che le musiche, no, questo non l'abbiamo visto, ma fate attenzione anche alla musica che sentite. Molto spesso non andiamo lontano dal giro di do, che è la prima cosa che ti insegnano quando prendi in mano una chitarra. E fa abbastanza impressione vedere i maestri dell'orchestra della RAI, che sono dei grandi musicisti che hanno studiato al conservatorio per poi suonare quello che si impara alla prima lezione del corso di chitarra dell'oratorio. Comunque vabbè, insomma, lasciamo perdere Sanremo e passiamo ai libri. Questo è un periodo in cui escono una tonnellata di libri al giorno, e il motivo di questa concentrazione è che gli editori si stanno preparando evidentemente al Salone del Libro di Torino, che è più in là, è in maggio, ma insomma gli editori stanno iniziando a pubblicare ciò che porteranno là poi, sia nello stand, sia magari con le presentazioni o le feste o cose di questo tipo. Come sapete, la festa più ambita è la festa della scuola Holden di Baricco, è un'esperienza che almeno una volta bisogna fare, perché così, per vedere il lato fighetto, si può dire fighetto? Sì, ma sì, fighetto, del mondo culturale, chiamiamolo così, italiano. Allora, un paio di novità. La fine del mondo di Francesco Pecoraro. Francesco Pecoraro è uno scrittore che esce per Ponte alle Grazie. È uno scrittore un po' indisponente a volte, perché diciamo che la modestia non è il suo forte. Diciamo che ha delle idee molto nette, molto di sinistra. Questo Fine del mondo però secondo me è molto interessante. In realtà non ha una trama, è una specie di Zibaldone, per intenderci, non sto paragonando a Giacomo Leopardi, cioè è un insieme di pensieri che prendono vita dall'osservazione
di ciò che sta accadendo fuori dalla finestra. Fuori dalla finestra sta accadendo la fine del mondo. Ci sono tante parti che sono quindi più che narrative, sono riflessive, pur non essendo saggistiche, che sono interessanti. Ma intanto viene messo un po' in discussione proprio questo, dicevo che è un autore che si definisce comunista, ma ci spiega cosa significa poi questo comunismo e come alla fine sia vuoto, lo dice lui stesso, quindi è una missione insomma importante. E poi ci sono tante riflessioni interessanti sullo stato diciamo della nostra società. Ci sono riflessioni sul nostro rapporto con le macchine, ci sono delle bellissime pagine sul corpo umano e su quanto possa essere impressionante il corpo umano. Ci sono delle parti terribili sulla morte, ci sono delle pagine sul sesso, insomma, diciamo che non c'è una trama vera e propria, e addirittura, diciamo, io l'ho letto in queste settimane, passando da una parte all'altra e scegliendo in pratica l'argomento che mi interessava, perché appunto non è un romanzo di trama e questo ti dà la possibilità di saltare da una parte all'altra del libro senza sostanzialmente perderti niente di fondamentale. Comunque è una bella lettura, ve la consiglio, è anche una lettura, secondo me, ve lo lasciate lì sul comodino, ogni tanto leggete qualcosa, è un libro che comunque fa pensare, mette in moto qualcosa dentro al lettore. Poi vi voglio presentare un classico minore per modo di dire, perché in un certo senso un po' oscurato dalla fama ad esempio di Céline, e parlo di Blaise Cendrars, di cui Einaudi ha appena ritradotto e ristampato Una mano mozzata, questo è il titolo. Il libro è straordinario, è caustico, racconta la prima guerra mondiale, come potrebbe raccontarla, come l'ha raccontata anche Céline, abbiamo visto negli inediti usciti in quest'anno e l'anno scorso. Praticamente c'è un richiamo evidente appunto a certi testi di Céline, lo stile è esplosivo, le riflessioni sono interessanti e è un romanzo che vi prenderà subito perché è così feroce, così veloce che appunto si entra subito nel cuore della vicenda, che poi è la vicenda della prima guerra mondiale, la guerra di trincea, ciò che conoscete. È un autore sicuramente trasgressivo, sta nella collana dei classici dell'Einaudi giustamente, ve lo consiglio caldamente. Altre novità, è interessante il romanzo di Huysman, che è l'autore noto per A ritroso. Qui c'è il suo primo libro che è Marthe, o la storia di una prostituta, che è completamente diverso da Huysman decadentista, ed è una storia molto divertente dei bassifondi di Parigi, e è una lettura facile, cioè nel senso molto gradevole. Il libro è pubblicato da Preistorica, traduzione di Filippo D'Angelo, che è un grande esperto di letteratura francese, e quindi ve lo consiglio. Secondo me questi 3 libri sono 3 libri che vi possono far compagnia fino alla prossima estate. Ciao. Paperback writer.
Avete ascoltato Alta Tiratura.